La rete di borghi europei del gusto fa una delle iniziative importanti che si chiama Abitare per vivere, cioè questo progetto itinerario che inseriremo quest'anno nel 2014 all'interno delle giornate europee del patrimonio architettonico. E allora siamo alla ricerca di buoni esempi di qualità dell'abitare. Abbiamo conosciuto l'architetto Francesco Michelin di Montebelluna, che dopo averci proposto una prima opera, non la ripeto perché ormai gli abbiamo fatto talmente tanta pubblicità che mi dicono che altrimenti diventa noioso, diciamo così. Abbiamo qua Giorgia Giacchetto, amministratore delegato tra le altre cose, se non sbaglio. Responsabile vendite. Responsabile vendite, vabbè, insomma, però è della famiglia che ora è così, di Veneta Vetro. Veneto Vetro. Veneto Vetro, che cos'è, Giorgia, prima di tutto? Cominciamo intanto a raccontare un po' di storia, diciamo così, dell'azienda. Allora, noi siamo un'azienda medio-piccola di Montebelluna e siamo specializzati nella trasformazione del vetro in lastra. La nostra realtà è piccolina, abbiamo più o meno 30 dipendenti, però nel nostro territorio comunque siamo conosciuti perché riusciamo a lavorare in modo particolare le lastre, particolare sia per le dimensioni delle lastre e anche per la lavorazione che riusciamo ad applicare al vetro. L'azienda ha ormai 50 anni, diciamo, di storia, perché nel 64 il papà e lo zio decisero noi siamo originari di Jesolo, e decisero di far nascere Vetromeccanica a Jesolo, e di lì un po' alla volta hanno ampliato il loro parco macchine, hanno puntato comunque sulla tecnologia nella lavorazione del vetro e nell'89 nacque così Veneto Vetro, e specializzata nella tempra, nella serigrafia, nella stampa, nella smaltatura, la curvatura, e così fino ai giorni nostri. Chromoglass, un'altra dei significanti che mi è rimasto in testa, no? Che ogni tanto nella mia testa confusionata, no? Mi è venuto in mente. Cos'è Chromoglass? Chromoglass è un vetro stampato in digitale, però con la particolarità dell'utilizzo di vernici ceramiche. Chromoglass è la possibilità di portare immagini in facciata di un edificio, facendo comunque attenzione al controllo solare delle vetrate, cioè la quantità di luce e di calore che entra all'interno dell'edificio, e comunque è un prodotto versatile perché a parte l'edilizia noi ad esempio ultimamente stiamo lavorando nel sacro, nel funerario, nel navale ho sentito. Nel navale, nell'arredo per interni, e dunque cioè, cerchiamo di adattare e di utilizzare la nostra potenzialità un po' in tutti gli ambiti. Ecco, recentemente poi avete commissionato all'esimio Francesco Michelin, architetto di Montebelluna, no? Che è già stato nostro ospite in ben due stage, quindi lo conosciamo. Ha detto che oggi non vuole essere intervistato, quindi ha detto lascio spazio a Giorgia in modo che ci possa raccontare tutte le più belle cose possibili e immaginabili, diciamo, no? Avete rifatto il blocco direzionale su disegno. Questo blocco direzionale, su cui non mi soffermo perché poi faremo una trasmissione direttamente là, so che nella vostra progettualità è quello di trasformarlo anche in centro per eventi, per iniziative culturali. Sbaglio o ho capito male? No, ho capito bene. L'ottica comunque sia in fase di progettazione, grazie anche alla sinergia che si è creata fra Francesco e mio padre ormai un po' di anni fa, si è sentita l'esigenza di non di semplici uffici, ma di far capire comunque all'interlocutore, che può essere il cliente o comunque anche il fornitore, l'interlocutore in genere, che cosa può essere fatto con il vetro. Francesco ha colto, diciamo, questa necessità e ha creato un progetto un po' diverso, sia per le sue caratteristiche estetiche e anche per le caratteristiche funzionali. Tant'è vero che sono intervenuti anche università per fare calcoli antisismici,
Le vetrate naturalmente sono estremamente performanti, la struttura anche, ma io penso che Francesco comunque potrebbe spiegare un po' più approfonditamente questi aspetti, però sono state utilizzate delle pinne in vetro per aiutare la struttura, un ascensore interamente in vetro. Insomma, è un catalogo vivente di Veneto noi Vetro. ha detto bene, abbiamo creato un catalogo visibile e raccontabile. Certo. Ecco. Sì, ok. Finalmente siamo riusciti a stanare l'architetto. No, in pratica mi era stato richiesto di fare un biglietto da visita di quella che era l'azienda, un biglietto da visita sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista di capacità tecnologica, e questo è stato l'input decisivo per poi produrre, oltre naturalmente a tutti i parametri urbanistici, tutti i vincoli che c'erano per la situazione del lotto, comunque questo è stato il motivo trainante che ha dato il là al progetto. Ok Giorgia, noi siccome abbiamo capito molto bene e abbiamo la memoria lunga come tutti i giornalisti confusionari, no? Ci siamo già prenotati per una serie di iniziative da fare, va bene, grazie. Non diresti mai il contrario in trasmissione, ovviamente, voglio dire. Vabbè, dai, vai. E quindi il discorso sul blocco direzionale, quando faremo cantare meglio l'architetto, cioè quando l'architetto si degnerà di rispondere a domande di noi poveri ragazzi dell'informazione, diciamo così, no? Potremmo allora conoscerlo, anche perché, faccio notare, viviamo in una terra dove le tradizioni del vetro, noi altri veneti credo che qualcosa abbiamo da spendere, qualche parola, voglio dire, no? di storia e di cultura su questo. Vedo tra le altre cose che è arrivato, c'è raggiunto anche Eugenio Zandonà dopo dell'Agorà, dopo lo chiameremo qua per, visto che è una gloria locale di Maser, ci faremo raccontare anche da lui che cosa, anche lui è un pazzo che sta facendo nuove iniziative, no? Di un imprenditore che fa iniziative nuove in questo periodo, bisogna solo farvi complimenti, ed è questo il senso della trasmissione, cioè basta con le lamentele, lo diceva anche il sindaco e il presidente della Proloco di Maser prima, cerchiamo di rimboccarci le maniche e di declinare l'Italia al positivo, perché se continuiamo a piangerci addosso non andiamo da nessuna parte. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Passo a Giorgio, cioè il nostro pubblico ministero di oggi praticamente, no? Per fare alcune domande a Giorgia. Io fungo soltanto da... Bene, ma tre cose volevo chiedervi. La prima è relativa alla ricerca e sviluppo. Che ruolo ha la ricerca e sviluppo per la vostra azienda? La ricerca e lo sviluppo hanno un ruolo fondamentale. Prima abbiamo parlato di Chromoglass, ad esempio, che si presta veramente a tantissimi utilizzi. Infatti stiamo cercando nuove sinergie anche con realtà locali per proporci nel mercato europeo o se possibile anche mondiale. Le vedute naturalmente sono ampie, poi come prima appunto sentivo, la difficoltà magari maggiore per le nostre aziende è la comunicazione. Noi siamo bravissimi a produrre, riusciamo ad avere dei prodotti di altissimo livello, capacità tecnologiche incredibili, però alla fine magari ci fermiamo un po' in questo punto. Ecco, da parte ricerca e sviluppo verso nuovi prodotti, cercando sinergie, e ci sono in questo momento. Ma lei ha praticamente anticipato le altre due cose che le volevo chiedere, che erano appunto relative a quali sono i vostri mercati di riferimento, sia in Italia e magari anche per aree geografiche italiane e all'estero, e poi vi volevo chiedere come comunicate. E quindi in realtà le ridò il microfono magari su un approfondimento su questi due temi, poi c'è una chiusura. Allora, indirettamente i nostri prodotti comunque vanno in tutto il mondo, perché ad esempio, le faccio un esempio, produciamo parabrezza per motoscafi o oblò di navi da crociera, e praticamente vengono venduti in Italia o comunque in alcune stati europei, però il nostro prodotto va in tutto il mondo. Però tendenzialmente la nostra realtà è abituata a interloquire con realtà locali, più o meno, o comunque a livello nazionale, più a livello nazionale.
E per quanto riguarda la comunicazione, stiamo facendo un full immersion adesso, perché fino a pochi anni fa riuscivamo comunque a saturare la nostra produzione con ordinativi ricevuti senza fatica, questa è la realtà. Ora invece dobbiamo darci da fare e farci conoscere. Il mezzo che utilizziamo più frequentemente e tutti noi è internet, è il più veloce. In questo momento noi stiamo puntando nel web. E scusi, siamo qui proprio per farci conoscere. Stiamo già comunicando, ecco. L'ultima cosa che volevo chiedervi era appunto se lei potesse riassumere in una formula, una formula, la vostra filosofia aziendale, sintetizzarla, cosa direbbe? Allora, vetro è bio, riciclabile n volte, innovazione comunque, made in Italy. Noi siamo italiani e possiamo garantire quel qualcosa in più che magari altri non possono darle. Fulminea, speravi di fregarla, invece col cavolo. La comunicazione, spendo soltanto 30 secondi e poi andiamo rapidamente a chiudere. La comunicazione non si fa più da soli, bisogna fare sistema anche nella comunicazione. Voglio dire, oggi la Giorgia su un progetto dell'architetto Michelin fa delle cose, ha coinvolto delle altre aziende, basti pensare al sistema vetro-acciaio per esempio, no? E ad altre cose, quindi bisogna lavorare insieme anche nel mondo dell'informazione e della comunicazione. Non dico della pubblicità, che è un altro discorso, non ci riguarda, ma è pur sempre una forma di comunicazione. Dobbiamo superare questo atavico individualismo che noi altri veneti abbiamo. Certo. Se si fa sistema si va avanti, se non si fa sistema continuiamo a lamentarci. Grazie, al prossimo appuntamento. Siamo passati alla parte di ideazione e progettazione di Veneto Vetro, a chi poi sul campo ha dovuto tradurre dei disegni dell'architetto in qualcosa di visibile e di vivibile. La difficoltà più grande qual è stata? Chi mi risponde prima? Tu. Ma difficoltà più grande diciamo è entrare in sintonia con la progettazione, insomma col progetto, ecco, questa è la difficoltà più grande, ma poi quando si parte si riesce ad andare avanti. Per te la difficoltà più grande? Per quanto riguarda le strutture metalliche c'era una sostanziale difficoltà dettata da numerose superfici curve, quindi c'è stato uno studio alla base molto accurato che ci ha permesso di curvare i profili e molte volte costruirli perché avevano dei raggi di curvatura molto bassi, ecco, quindi comunque abbiamo fatto tutto alla grande, insomma. Invece la parte che vi ha divertito di più? Appunto fare queste pareti curve e queste strutture Fare queste pareti senza angoli. Senza angoli. Anche il tetto è sagomato curvo. È la prima volta che fate una realizzazione senza angoli? No, ne abbiamo fatte ancora, ma questa è un po' più complicata, diciamo, del solito. Perché? Perché ce ne sono parecchie di curve, sia in orizzontale che in verticale, e anche sul tetto è una volta stretta sul tetto che è stata fatta come tipo, diciamo, l'imbotte di una barca. Adesso è in legno questa parte comunque del tetto. Ferro e legno e il calcestruzzo, ci sono diversi materiali. Perché adesso detta così, chi ci ascolta, ognuno si fa un disegno suo nell'immaginario. Quando vedrete le immagini di che cos'è il Veneto Vetro, la nuova sede, capirete non solo la genialità di chi l'ha progettata, la lungimiranza di chi ci ha creduto, ma la capacità di chi l'ha realizzata. Io l'ho vista, ecco perché dico che avete fatto un bel lavoro. Grazie mille. Sentiamo. Sì. E la domanda qual era? Te ti è piaciuto realizzarla? Sì, realizzarla. Altre cose con curve così, l'avevi già fatte in passato? Sì, abbiamo fatto numerose cose con curvatura. Questa è quella più... Una delle tante, abbiamo fatto anche una chiesa, adesso non sto qua a elencarle, comunque abbiamo fatto una chiesa a Jesolo,
Capitana da Mar, poi abbiamo fatto un altro lavoro in Algeria e quindi insomma ne abbiamo fatti i lavori. Prendo spunto dalla tua risposta, un lavoro in Algeria. Sì. Quindi per chi ha capacità professionali il lavoro c'è, nonostante la crisi, o no? C'è la crisi, si soffre un po', ma comunque in qualche modo ci arrangiamo, ecco, vediamo di entrare su tutti i lavori che si riesce, complicati o non complicati, li facciamo tutti. E tu come dici? No, c'è una riduzione di lavoro, comunque noi non l'abbiamo sentita perché ci siamo sempre proposti con qualità e con il nostro saper fare, insomma, acquisito durante gli anni di lavoro. Quindi per tradurla per chi ci ascolta, nonostante la crisi, la voglia di lavorare, la capacità di mettersi in gioco è quella di dire tanto io ci riesco a farla, poi alla fine fai in modo che tu riesci a fare un lavoro e un altro invece se ne va. Siamo nel 2014. Dai giornali, dai telegiornali, la televisione comincia a dire che ci sono piccolissimi, lievi ma sicuri segnali di ripresa. È davvero così o no? Ma cioè, all'inizio così sembrerebbe anche un po' di sì, però speriamo che continui. Ecco. Stessa risposta per me, c'è qualcosa che si muove in pentola, che bolle, e ci sono molti preventivi che vengono fatti ogni giorno, sembrerebbe che ci siano le potenzialità per incrementare ancora il lavoro, insomma. Allora, nel ringraziare i nostri due ospiti, una battuta per chi ci vede e ci ascolta. Se avete bisogno di fare realizzazioni difficili, con pochi angoli e tante rotondità, fate uno squillo che sappiamo chi mandarvi. Alla prossima, grazie. Allora, inizio con due proverbi, no? Due battute. Ogni promessa è debito, chi non muore si rivede, ci ritroviamo, però forse qualcuno non ti ha visto nelle precedenti nostre interviste. Racconta un po' chi sei a chi ci sta guardando da casa e che cosa fai soprattutto. Allora, io sono Eugenio Dandolà, intanto sono il titolare dell'Agorà. L'Agorà è una piccola attività a livello locale che si occupa di finiture di interni per quanto riguarda abitazioni, e quindi ricerca di materiali, quindi soluzioni in fase d'opera, quindi dare delle, delle proposte, vuol dire alternative rispetto a tutto quello che c'è nel mercato, ai vari designer, architetti. Per il momento a livello triveneto però ci stiamo lavorando anche per uscire da questa strada. Ecco che qui si coglie l'anima dell'imprenditore, la crisi. Per il momento Triveneto, vi ho avvisato, mi sto allargando. Questa è la nota positiva di chi ha voglia di fare e non si piange addosso come molti invece in altre parti fanno, perché come si dice in alcune terre d'Italia il pianto allatta, cioè nel senso che quando uno si piange addosso poi alla fine c'è qualcuno che dall'alto gli dà l'aiuto, ma non è il tuo caso. Visitando il tuo showroom dell'Agorà, una delle cose che mi ha colpito è stata l'essenzialità e la pulizia della proposta. Cioè chi entra ha un'immagine e un messaggio chiaro di quello che può trovare e di quello che ti può chiedere, cosa che da altre parti non vedo. Questa scelta all'inizio, in un territorio così difficile da un punto di vista di novità, ti è costata molto o no? Assolutamente, anzi si sta rivelando vincente, cioè nel senso volevamo far selezione, volevamo distinguerci, volevamo dare un segnale che c'era la possibilità di fare meglio di quello che c'era già sul mercato. E quindi abbiamo fatto delle scelte, lo stiamo facendo tuttora, riguardando appunto i nostri fornitori prima, i materiali che andiamo a usare e che proponiamo, e tutta una serie di innovazioni appunto che magari in certi frangenti non si trovano. Abbiamo voluto fare fortemente questo tipo di scelta per dare anche un imprinting completamente diverso da tutto quello che nel mercato oggi si trova. In effetti oggi si sta rivelando, come ripeto, vincente, perché mi stanno arrivando appunto le richieste da parte di
anche ulteriori clienti che noi non conosciamo, non vediamo da varie parti, come dicevo prima, del Triveneto, non solo vuol dire, a livello locale, proprio per questo motivo, perché abbiamo avuto il coraggio di fare delle scelte, ma abbiamo avuto anche il coraggio di allargare quello che è il nostro territorio, vuol dire, ulteriormente. Un altro imprinting che abbiamo voluto dare è stato quello appunto di essere essenziali per dare proprio il messaggio visivo completamente, vuol dire, a chi si affaccia, diciamo, in questa vetrina e che magari, vuol dire, vede o passa per la strada, visto che siamo a fronte strada, e vede, vuol dire, comunque, vuol dire che c'è un qualche cosa che è nuovo rispetto a tutto quello che magari riesce a ricercare in questo territorio. Diciamo che questi qua sono stati la somma di varie esperienze fatte nel corso degli anni, anche se in verità l'Agorà, per quanto mi riguarda, è giovane, cioè nel senso che ha 25 anni di attività, vuol dire, però vuol dire, è ancora giovane, anzi molto. Allora, in conclusione, con una battuta delle mie, se proprio non sai come si fa, vai dall'Agorà, sei a posto. Alla prossima. Ci ha sempre incuriosito noi della rete di borghi europei del gusto i ragazzi che fanno impresa, i giovani che fanno impresa praticamente, no? Molte volte siamo talmente abituati a dare la parola ai loro padri, no? Voglio dire che ci dimentichiamo invece che c'è una giovane razza padrona, nel senso bello, no? Per carità, cresce ed ha voglia di esprimersi. Allora, Francesca è da poco entrata in azienda, no? L'impresa Pellizzari con papà, che è un gran lavoratore, ha messo in piedi una grande azienda, io lo so bene perché me ne sono fatto raccontare tutta la storia. Però visto che hai grinta da vendere, vuoi continuare sull'orma di papà, vuoi restare in azienda o no, che è un'impresa edile? Sì, quello che fa mio papà mi piace molto e mi attira, mi interessa e l'ho sempre aiutato, ho sempre cercato di dargli una mano e fin da piccola lui mi ha portato sempre insieme e quindi ho imparato molto da lui e ho ancora tanto da imparare e spero di riuscire ad andare avanti come ha fatto lui. Mi ricordi molte donne, no, in cantiere, per esempio ricordo la Mara dell'impresa edile Bianchin, per esempio, un'altra impresa edile di Dione di Fonte. Le donne in cantiere non erano molto ben viste dagli uomini fino a un po' di anni fa e penso che Francesco Michelin ce ne potrebbe raccontare, no? Un vaglio di cose del genere. Comunque dai, vada. Fabio, tu sei la speranza per Cost Metal. Qua c'è tua madre, ma non l'abbiamo neanche invitata a sedersi, non so se hai visto. Abbiamo dato la parola subito a te. Come la vedi come seconda o terza generazione, diciamo così, no? Che novità puoi portare col tuo spirito giovanile dentro l'azienda di famiglia, tenendo presente che tuo padre è tutt'altro che vecchio e tutt'altro che stupido, voglio dire, non vorrei trasmettere una così. Secondo te, cosa potete portare voi altri giovani in azienda? Beh, possiamo portare una freschezza nuova, nuove idee, volontà di andare internazionalizzazione e partendo comunque da solide basi di pratiche di progettazione e cercare di ingrandire l'azienda. C'è da restare veramente, non so se avete sentito, internazionalizzazione, oltre alle idee fresche per l'età ovviamente, detto a me che sono un tardone ovviamente non posso che dire di sì e allinearmi. Giorgia, tu, papà è un'istituzione nel mondo del vetro, no? Non occorre neanche il signor Giacchetto, è inutile che ecco così. Tu però, ho visto che ti sei ritagliato uno spazio mica da niente, voglio dire, è stato difficile? Sinceramente, no? Ma non nel senso che tuo padre non ti voglia. Tante volte i genitori imprenditori non lasciano spazio non perché non lo vogliono, ma perché è connaturato così, insomma. Com'è stata la tua vita in Veneto Vetro? L'amore per la materia è stato fondamentale, perché comunque a me piace il vetro e mi è piaciuto fin da subito. Papà mi ha trasmesso tantissime cose importanti e la voglia di lavorare. Io penso che la sinergia che può esistere fra padre e figlio in questo momento nelle nostre aziende sia importante, come diceva Fabio, portare comunque innovazione e avere la possibilità di qualcuno che ha un bagaglio di esperienza importante è oro colato. L'importante è andare d'accordo e avere gli stessi obiettivi, questo
Il prossimo appuntamento che abbiamo sarà quello poi di andare a visitare direttamente le aziende, proprio per avere la possibilità, diciamo così, di conoscervi nel vostro humus, no? Così. Ci vedremo molto spesso in questo 2014 che prepara appunto la nostra andata all'Expo 2015, perché questo progetto dell'abitare, per noi toccheremo anche il settore del restauro, tante altre cose, avremo appunto parecchie cose da raccontare, che penso che con questa grinta che dimostrate potrete veramente darci una mano. Grazie a voi, al prossimo appuntamento.